anche l'Anella ha avuto dei problemi, c'era il Gino, vero? No, ecco, la premessa era che, non so se vi ricordate la diatriba che c'è stata tra Albano e Michael Jackson, Certo. Ecco, noi ci siamo imbattuti in una cosa del genere. Ha vinto Albano e poi ha rivinto Jackson. Esatto, è vero, e noi ne so, l'Anella ne sa A qualcosa. proposito di Albano, che ancora una me pancera che ha da ridarmi in trio. La plagiata. Ma comunque anche al Megino, insomma, l'era un bravo, lui scriveva e non registrava niente alla SIAE e gacciava tutte le canzoni. Per esempio? Lui, aspetta che conto, perché il Megino andava sempre a giocare le carte col suo amico, il Zani. E un giorno che suona, la povera moglie, insomma, la moglie del poro Zani, che tu Zani non che più, le andà stanotte, le andà via. Col sorriso sulla bocca, Luca ha scritto sta canzone qua che dopo i cacciavacca là con tutte le trecce che la faceva. Gazzani, no Zani non che più. Gazzani, no Zani non che più. Gazzani, 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 no Zani non che più. Hai capito? E t'ho visto Gianni, e t'ho visto Gianni, l'ho visto a Cavaillon, l'ena a comprar le ranelle di Gianni. Ah, e che la stava, e che l'ha fregata. Grazie. Gazzani. Ma ascolta, aspetta, ferma. No, perché dopo andare avanti il Gino le scriveva tutte sulla carta del prosciutto, dopo che altri le cantava. Ad esempio, come si chiama i ricchi e poveri. I ricchi e poveri che fregava la canzone al Gino, che all'inizio, perché insomma il Gino criava sempre con quei vicini di casa, lui all'inizio la si chiamava un'altra roba, la faceva va gatto sia va gatto sia va gatto sia va gatto sia va. Uno di quei che ha vinto tanti Sanremi e dopo è andato sempre, insomma, vendeva tanto in Germania, eccetera. Il caro va una canzone al Gino, perché il Gino che piaceva stare, insomma, dalle parti qua di Verona, aveva visto una bella casetta e lui quando l'ha vista si innamorava, ha detto: voglio andare a vivere a Somma Campagna. E subito che la fregava perché la godita che costa tanto al metro quadro in quelle zone lì. E lui le andava a informarsi in banca e sempre sei detto: attento al mutuo, sta attento al mutuo, attento al mutuo. E la fregate tutte Perché questa traslazione in dialetto è sempre un avvicinarsi al popolo, no? Ad esempio, scusa se lo interrompo. Sì, mi dica. Ad esempio, questo ricordano quel spagnolo, Julio Iglesias, e pensa, perché insomma il Gino l'era un po' taccagno, non si andava via altri in ferie in estate, si andava in ferie sempre a maggio. E lui ha scritto la canzone e dopo che l'altro la sentì che la fregava, all'inizio la faceva così. Parti. Già sul letto che viene da fare un lungo viaggio, invece di andare che in luglio siamo andati de maggio, che si spende anche a manco, anche a un bel villaggio, ma in giro alla sera non che neanche a un cam. Mi son rotto le balle, mi son rotto le balle, mi son rotto le balle, mi son rotto le balle. Non ti do mi accorgo che in questo villaggio non che neanche a un cam. Allora, ma questo l'hanno fatto vero a proposito del cane, che ho visto che la signorina Gallina la cane. Mi ha amica del cane, e il Gino però non capisce niente delle razze dei cani, e continuava a dirmi che canghetto, ma che canghetto. E il Gino ha scritto una canzone perché la fregata. Che canghetto, un lesso e un lupetto, che canghetto, un lesso e un lupetto, che la sale,
Pensa che allora quando ho conosciuto il Gino che saremo amorosi, insomma, non era tempi bei, insomma, anche lì eravamo un po' pitocchetti, mi stavo anche la casa che ti dicevo l'altra volta, però insomma che avevamo il bagno fuori, però insomma, serene, sempre dignitosi, sempre netti, e il Gino mi diceva, ma che profumo che te sei, con cosa te lavi? Quando ho detto con cosa me lavavo, l'ha scritto subito la canzone. Me lavo col Badedas, me lavo col Badedas, tum tum tum, me lavo col Badedas, tum tum tum, me lavo col Badedas, me lavo così, me lavo così, me lavo col Badedas, ma che odor te sei, me lavo col Badedas, pensa, grazie, pensa. Il Mezzino e il Torme che ricordo che aveva la 600, e mi stavo su, stavo ancora anche all'epoca lì in Val Gatara, e fino a dei tornanti, l'uno era mia tanto bravo, con la ciapada privatista la patente, e il Vea su sempre in prima brusava fin la frizione, e le donne le che sigava dalla finestra le vecchiotte. Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai. Proprio mai, non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai, proprio mai. E lei che si cava? Sfrissiona, 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 tomare, sfrissiona, 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 tomare, sfrissiona, 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 tomare, sfrissiona, 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 e dopo vai. Ma la più bella che ga frega è quella la che è dispiaciuta tanto, perché il Gino una volta, insomma, quando è a casa mia in estate mettevamo sul poggiolo, insomma, che era caldo, e all'epoca non si usava mia le mutande da adesso, quelle tutte strette che le te fa e coso regalo, no? Perché aveva i boxer quei larghi, insomma, e ogni tanto quando cavalava la gamba faceva giro di qua, me giro di là, me schisso una bala. Me giro di qua, me giro di là, me schisso una bala. Me giro di qua, me giro di là, me schisso una bala. Magic moment, magico momento. Meno male che siamo in fondo. D'altra parte. è plagiata, questa è originale. È originale. È originale.